Ciao! Oggi ci troviamo nel territorio di San Mazzai per parlare di un nuraghe poco conosciuto, ma tra i più importanti del sud Sardegna. Quello che vedete alle mie spalle è il nuraghe Sunuragi, costruito dall'antica civiltà sarda. Sunuragi è uno dei nuraghi più estesi della zona. Più precisamente si tratta di un quadrilobato, ovvero con una torre centrale e 4 perimetrali. È stato edificato in pietra calcarea e secondo le fonti ufficiali risale al XVI secolo a.C., anche se potrebbe essere molto più antico. Questa che vedete viene chiamata Zappiget de casu, ovvero forma di formaggio. Prende il nome dalla sua particolare forma. Viene classificata come area sacrificale, ma di ciò non abbiamo nessuna testimonianza che lo affermi con certezza. Dovete sapere che oggi noi riusciamo a intravedere solo il 30% del nuraghe. Questo perché purtroppo non c'è mai stata una vera e propria campagna di scavi, ma soltanto qualche pulizia sporadica. Oltre alla presenza delle 4 torri perimetrali, possiamo notare un'altra serie di torri che circondano il complesso quadrilobato. Non sappiamo a cosa servisse questo enorme complesso nuragico, ma possiamo affermare con certezza che non si trattava di una fortezza difensiva o di controllo del territorio.